Buongiorno, le principali notizie. Poliziotto in pensione arrestato per l'omicidio di un pastore a Lentini, in un video il film dell'agguato. Sempre più cellulari circolano nelle carceri italiane, a riprova i video realizzati in cella postati sui social. Vuole prenotare una visita al CUP di Comiso, poi spacca un vetro e ferisce l'impiegata, nuova aggressione in ambito sanitario. Pelligra cede il 90% della Blue Tech di Termini Imerese, ma il gruppo smentisce la vendita. L'assessore Tamaio, la regione vigila. La Sicilia conquista 2 nuove bandiere blu premiate per il mare più bello, Messina e Nizza di Sicilia, fuori Lipari e Ispica. Calcio, pari e delusione per il Palermo, ieri al Barbera contro la Carrarese, ora i play-off, sabato siciliani fuori casa contro la Juve Stabia. Calcio, il Catania ha presentato l'offerta irrevocabile d'acquisto per Torre del Grifo. Intanto la squadra oggi si gioca tutto nel ritorno col Pescara, la gara dell'Adriatico in diretta e in chiaro su Telecolor a partire dalle 19. Buongiorno, benvenute e benvenuti a questa edizione del mattino del nostro telegiornale. Arrestato un ex poliziotto in pensione per l'omicidio di Giuseppe Pollara, il pastore di 46 anni ucciso a colpi di pistola nelle campagne di Lentini. Sentiamo Francesco Loi. Quando Giuseppe Pollara vede avvicinarsi un'auto, non sa che lì dentro c'è il suo assassino, adesso arrestato. Per gli investigatori, ad uccidere il pastore di 46 anni è stato Salvatore Tinnirello, autore di una giustizia fai da te. L'ex poliziotto in pensione, come scrive la procura, avrebbe ucciso per i continui sconfinamenti all'interno dei terreni di sua proprietà, del gregge portato al pascolo da Pollara. Secondo chi indaga, sarebbero stati frequenti gli attriti tra i due, scontri finiti nel peggiore dei modi. A parlare più di ogni parola sono queste immagini delle telecamere della zona, nelle campagne di Lentini lungo la provinciale 16. L'agguato nella tarda mattinata di giovedì scorso, diversi colpi d'arma da fuoco all'addome e il pastore freddato in un batter d'occhio, poi la fuga in auto. Ma è stato grazie a queste immagini che i poliziotti sono riusciti a dare volto e nome all'autore, adesso rinchiuso nel carcere di Cavadonna. Si è avvalso della facoltà di non rispondere il terzo fermato della strage di Monreale. Mattias Conti non ha parlato davanti al giudice per le indagini preliminari che dovrà decidere oggi sulla convalida del fermo. Marco Gullà. Si è avvalso della facoltà di non rispondere davanti al GIP Mattias Conti, il 19enne dello Zen che ieri è stato fermato dalla procura per concorso in strage e detenzione illegale di arma da fuoco in merito alla sparatoria di Monreale, costata la vita a 3 ragazzi. Il 19enne, insieme a 2 complici, Salvo Calvaruso e Samuel Acquisto, avrebbe fatto fuoco ad altezza uomo tra la folla. Contro i 3, tutti in cella, decine di testimoni oculari e le immagini delle telecamere di sicurezza di negozi e di una banca. Il GIP dovrà decidere domani sulla convalida del fermo. Ad inchiodare il branco dello Zen anche questa foto, fondamentale per le indagini, anche perché è stata scattata qualche ora prima della sparatoria e che in teoria potrebbe permettere agli inquirenti di risalire agli altri complici della strage. Ce ne sarebbero almeno altri 4. Una foto pubblicata sui social e poi rimossa, ma prontamente catturata da alcuni testimoni di Monreale che l'hanno condivisa sui social come la fidanzata di una delle 3 vittime. Conti è stato identificato anche grazie alla collanina che porta al collo con un ciondolo raffigurante Lino Celesia, un giovane ucciso nel dicembre del 2024 davanti ad una discoteca a Palermo. È stato ucciso Antonino Arculeo, di 74 anni, di Partinico, scomparso da casa il 7 maggio e trovato morto vicino Alcamo, nel Trapanese, venerdì. L'autopsia ha accertato la presenza di diverse ferite di arma da taglio e alcuni morsi di animali sul cadavere. L'uomo sarebbe stato anche bruciato. La squadra mobile di Palermo ha fermato 2 uomini accusati di omicidio e occultamento di cadavere. Sempre più cellulari circolano nelle carceri italiane, a riprova i video realizzati in cella che continuano a essere postati sui social. Luca Ciliberti.
il carcere è sempre più permeabile, dentro entra di tutto. Il caso del cellulare trovato in cella a Nico Pannetta non è un caso isolato. Il numero dei telefonini scoperti e sequestrati all'interno dei penitenziari è sempre crescente. Nel 2024 sono stati rinvenuti 2.252 telefonini clandestini, in aumento rispetto ai 1.595 del 2023 e ai 1.084 del 2022. In Italia, introdurre o detenere telefoni cellulari in carcere è un reato punito con una pena da 1 anno a 4 anni di reclusione. Se il reato è commesso da un pubblico ufficiale o da un avvocato, la pena aumenta dai 3 ai 7 anni. Il rischio reale è quello di mandare messaggi criminali all'esterno, alla mafia. Eppure basta fare un giro su TikTok per trovare di tutto. Dai momenti di vita vissuta all'interno delle celle alle provocazioni contro il sistema sicurezza, con tanto di riprese da dietro le sbarre all'esterno per fare comprendere chiaramente dove ci si trova. In questo caso è proprio il carcere di Catania. Una condizione sempre più difficile da gestire da parte degli operatori di sicurezza. L'ultimo caso denunciato arriva proprio da Piazza Lanza. Secondo la denuncia del sindacato Sappe, un agente di polizia penitenziaria è stato aggredito per futili motivi da un detenuto di origine straniera ma siciliano d'adozione. Colpito con calci e pugni, ha riportato un trauma cranico e alle costole. I medici hanno dovuto suturare con dei punti una ferita alla testa. È stato giudicato guaribile in 30 giorni. La sensazione è che il sistema penitenziario, per adulti e minori, si stia sgretolando ogni giorno di più e ha assoluta necessità di interventi urgenti. Nuova aggressione nel mondo sanitario accade a Comiso, in provincia di Ragusa, durante una richiesta di prenotazione per una visita medica al CUP. Sentiamo Veronica Barbarino. Vetro rotto e minacce. A Comiso una semplice richiesta di prenotazione al CUP si è trasformata in un incubo. A denunciarlo è il sindacato FIALS Ragusa, raccontando che lo scorso venerdì pomeriggio un utente, ancora senza identità accertata, ha prima minacciato l'operatrice al banco e poi, esasperato dalla richiesta di prenotazioni, ha sferrato violenti colpi contro il vetro divisorio che, scheggiato, ha ferito la donna al volto. L'aggressore, non contento, ha tentato poi di oltrepassare la barriera per colpirla fisicamente, ma è stato fermato in tempo dall'intervento dei colleghi richiamati dalle grida. Allertato il 112, l'aggressore si è però dileguato prima dell'arrivo delle forze dell'ordine. Tutti ci prodighiamo e ci sforziamo per cercare di poter dare risposte all'utenza. Nulla giustifica queste azioni violente. Noi come sindacato FIALS le condanniamo, chiedendo delle risposte per poter lavorare in ambienti più sicuri. L'episodio di Comiso non è isolato, altri casi si registrano nel resto della Sicilia e a livello nazionale l'Osservatorio Salute denuncia quasi 8 aggressioni al giorno in strutture pubbliche. L'appello del sindacato quindi è quello di proteggere chi ogni giorno salva vite, perché salute e cura non possono diventare un campo di battaglia. Condannato a 4 anni e 2 mesi per revenge porn, Angelo Flores, il giovane che ha filmato lo stupro di gruppo al Foro Italico di Palermo l'estate di 2 anni fa. Il giovane ha chiesto scusa per aver inviato il video, peraltro era l'unico del branco a conoscere la giovane con la quale avrebbe avuto in precedenza rapporti consenzienti. Per lo stupro di gruppo sono stati condannati, oltre a Flores, altri 6 giovani. Novità nell'inchiesta sulla cessione della CR Messina dalla famiglia Sciotto alla Dinvest. La Digos e la Guardia di Finanza hanno sequestrato una serie di atti sulla compravendita dell'80% delle quote avvenuta ad inizio gennaio. Quote mai pagate dalla società lussemburghese. I magistrati hanno firmato la delega per sequestrare atti che riguardano ogni aspetto di questa operazione finanziaria, poi clamorosamente naufragata. Il fascicolo d'inchiesta in questo momento è aperto per truffa e minacce contro ignoti, ma nei giorni scorsi sono state diverse le persone ascoltate dai pubblici ministeri, dall'azionista al 20% Pietro Sciotto, l'ex allenatore Banchieri, il segretario generale Failla e l'ex presidente Alaimo. Rosso Pelligra cede il 90% delle quote della holding che ha rilevato l'ex Blue Tech di Termini Imerese. La regione vigila sull'operazione finanziaria. Luca Ciliberti.
Il polo industriale di Termini Imerese piomba nuovamente nell'incertezza. La Pelligra Italia Holding, gruppo italo-australiano che lo scorso ottobre aveva vinto il bando per l'assegnazione dell'area ex Bluetech ed ex Fiat di Termini Imerese attraverso un aumento di capitale e il contestuale ingresso di nuovi soci, avrebbe riconfigurato l'assetto societario, rimanendo in possesso del 10% della SRL, equivalente al capitale nominale di 10 milioni di euro versato al momento dell'acquisizione delle aree. Il 70%, quindi la maggior parte delle quote, andrebbe adesso all'azienda Nicolosi Trasporti, impresa di logistica, il 19,78% al consorzio artigiano edile costruttori con sede a Comiso, in provincia di Ragusa. Numeri che sono stati anticipati stamattina dal quotidiano La Sicilia. Il gruppo di riferimento di Ross Pelligra, attuale presidente del Calcio Catania, aveva vinto il bando al Ministero delle Imprese e al Made in Italy con un'offerta di 8,5 milioni e l'impegno di assumere almeno 350 dipendenti. Le aziende escluse allora avevano chiesto informazioni sulle garanzie fideiussorie rilasciate alla holding vincitrice senza avere mai risposte. L'assessore alle attività produttive Edi Tamayo oggi assicura che la Regione sta vigilando. Sarebbe fondamentale conoscere i dettagli e le motivazioni di questa operazione finanziaria immobiliare, ma così come è stato fino ad ora, temiamo che ci sarà poca trasparenza, aggiunge Franco Piro, responsabile del Dipartimento Economia del Partito Democratico Siciliano, addensando ulteriori dubbi sull'operazione iniziale. Fonti ben informate rivelano che l'assetto della Pelligra Italia Holding varierà ulteriormente nei prossimi mesi nella ripartizione delle quote. Il 40% resteranno a Pelligra, il 40%, quindi in diminuzione, andranno a Nicolosi e il 20% a CAEC. Assegnate a Roma le bandiere blu per le spiagge più belle d'Italia. 2 nuovi ingressi per la Sicilia sono quelli di Nizza, di Sicilia e di Messina, prima città metropolitana d'Italia ad ottenerle. 2 eccellenti invece le escluse, che sono l'isola di Lipari e Ispica. Sentiamo Francesco Triolo. Sono considerate le spiagge col mare più bello d'Italia e la Sicilia anche quest'anno può vantare 2 nuovi ingressi sui 15 a livello nazionale. Messina e Nizza di Sicilia nel messinese diventano per la prima volta bandiera blu. Ad annunciarlo la Foundation for Environmental Education nella sede del CNR di Roma, dove si è tenuta la cerimonia di assegnazione delle bandiere blu 2025, un riconoscimento che in Italia è sinonimo di eccellenza e turismo di qualità. Messina per 11 km di costa, Capopeloro, Santa Margherita e Nizza di Sicilia vanno ad aggiungersi a quelle che per il 2025 vengono confermate, quindi le spiagge di Roccalumera, Alitterme, Furcisiculo, Santa Teresa dei Riva, Letoianni, Taormina e Tusa in provincia di Messina. Nel Ragusano ci sono Modica, Pozzallo, Scicli e Ragusa e infine Menfi nell'Agrigentino. Soddisfazione c'è nel messinese per quella che sul versante ionico si sta delineando come la Riviera Blu. Da Santa Teresa di Riva, da Litterme. Dobbiamo pensare oltre il nostro orticello, dobbiamo pensare a portare avanti il progetto Riviera Blu. I tempi sono maturi, aiutando gli altri comuni che ancora non l'hanno ottenuta per ragionare in grande, per attirare sul nostro territorio tanti altri turisti che ancora non conoscono bene il nostro territorio. Purtroppo in Sicilia c'è anche chi la perde rispetto allo scorso anno e tra i 5 comuni non riconfermati a livello nazionale spiccano nomi eccellenti come Ispica nel Ragusano e Lipari, l'isola più grande delle Eolie. Una breve pausa, poi Catania, gli studenti che diventano sentinelle a tutela dell'ambiente. Sentinelle dell'ambiente a Catania, questa è l'iniziativa degli studenti del San Giovanni Bosco. Sentiamo Tonino De Mana. Nella strada spazzatura, non buttare, usa il cestino, quello più vicino e tutto brillerà. È lo slogan che ha accompagnato la sfilata degli studenti che insieme ai genitori e alle istituzioni sono scesi in strada a Catania per rivendicare un diritto sacrosanto, camminare su strade pulite. Messaggi forti e chiari, intonati e cantati a gran voce, scritti nero su bianco su cartoncini colorati. L'entusiasmo degli studenti del comprensivo San Giovanni Bosco commuove anche il sindaco trantino. Sto diventando vecchio, Tonino. Superata l'emozione, la lucida analisi e il racconto di come è nata l'iniziativa. Questa è un'iniziativa che parte da una lettera che mi ha inviato un bambino di quarta elementare, Alessandro. Sono venuto a trovarlo e loro stessi hanno avuto l'idea: perché non facciamo qualcosa insieme per far vedere ai nostri concittadini più adulti
che la città deve essere anche nostra, che devono rispettare anche noi. Osserva tutti i suoi ragazzi, li applaude. I figli di Catania sono tutti qui per dare loro una lezione. Abbiamo voluto fare questa ulteriore azione di sensibilizzazione per garantire il diritto non solo all'istruzione ma all'educazione ai nostri bambini. La telecamera che vedete è stata installata davanti al plesso di Corso dei Mille e sulla tecnologia che confida l'assessore alle manutenzioni Petralia. Si spera con questo segnale di garantire il controllo e un senso di civiltà all'interno di questa zona così importante. Il resto lo dovrà fare la gente comune. Sono messaggi che devono arrivare e arrivano, che arrivano proprio dal futuro, dai bambini. Non sporchiamo, rispettiamo, lasciamo Catania pulita. L'amore per la città prevale su tutto. L'albero Falcone da Palermo a Siracusa per continuare a dare segnali di legalità. Francesco Aloi. L'albero della legalità piantumato in piazza Santa Lucia, nel cuore della borgata a Siracusa. Qui, dove si spaccia droga ad ogni ora del giorno e della notte, arriva un piccolo segnale di speranza. Sono state, riprodotte delle talee figlie dirette di quello che sta davanti alla casa di Giovanni Falcone. Quindi non un ficus macrofilla qualsiasi, ma un albero in cui scorre lo stesso DNA di quello che è l'albero della legalità. Un piccolo grande impegno per la legalità nel quartiere, secondo centro storico della città. A promuovere questa iniziativa l'Ordine Francescano Secolare di Santa Lucia al Sepolcro. Dicevo, noi siamo francescani, quindi amiamo la pace, amiamo la giustizia, e la pace e la giustizia non hanno colori né politici né di religione, sono di tutti. La pace è di tutti e la giustizia e la legalità sono di tutti. Un alberello che può diventare spunto per parlare ai più piccoli di legalità e di chi per lo Stato ha sacrificato la propria vita. In questa piazza da un lato lavorano, si fa per dire, gli spacciatori, ma dall'altro giocano tanti bambini e sono loro che devono essere educati per un sano futuro. Oggi vuole essere un presidio di legalità, proprio a demonizzare quello che dall'altra parte succede. Al Festival di Cannes, unica pellicola italiana in concorso, è Fuori di Mario Martone, che porta sulla croisette un po' di Catania con il film su Goliarda Sapienza. Scrittrice catanese anticonformista e voce ribelle della Sicilia del Novecento, un ritratto intenso, poetico e necessario. Eva Spampinato. Anche quando stanno fuori. Fuori di Mario Martone è l'unico film italiano a concorrere per la Palma d'Oro al Festival internazionale del cinema di Cannes, al via oggi, e sullo schermo internazionale arriva anche un po' di Catania. Più di questi salotti. Non ne possono più di me. Martone infatti racconta la vita di una illustre catanese, scrittrice indomabile, controversa, luminosa, Goliarda Sapienza, nata a Catania nel 1924, cresciuta in una famiglia anarchica e colta, ha attraversato il Novecento con la furia e l'intelligenza di chi non si piega. Attrice, autrice, femminista prima del termine, è stata dimenticata in vita e riscoperta postuma grazie a un capolavoro ritrovato, L'arte della gioia. Quel libro sono io, tutto quello che ho fatto. Me lo rifiutavano prima, figuriamoci adesso. Martone aveva pensato a Valeria Golino per interpretare il film proprio mentre la Golino stava lavorando alla serie TV L'arte della gioia, per cui ha vinto 3 David di Donatello. Le straordinarie Matilda De Angelis ed Elodie la affiancano nel racconto di una parte della vita di Goliarda Sapienza. Roma 1980, per un furto di gioielli durante una festa la scrittrice finisce in carcere a Rebibbia e intreccia un profondo legame di amicizia al femminile con donne socialmente distanti da lei. Fuori è un titolo che non lascia spazio a dubbi, fuori dalle regole, fuori dai canoni, fuori dalle gabbie culturali, ma anche fuori nel mondo dove la voce di Goliarda, potente, siciliana, ruvida e lirica, continua a risuonare. Breve pausa e poi il calcio, pari e delusione per il Palermo ieri con la Carrarese, mentre invece il Catania si gioca il tutto per tutto nel ritorno con il Pescara stasera. Eccoci al calcio, pari e delusione per il Palermo ieri al Barbera contro la Carrarese, rosanero che chiudono la regular season all'8° posto, ora i play-off, sabato i siciliani fuori casa contro la Juve Stabia. Marco Gullà.
Fischi, delusione e silenzio le tre Keywords che hanno segnato la serata di ieri al Barbera. Il Palermo pareggia 1-1 con la Carrarese, salva e senza pretese. Chiude all'8° posto la regular season e manca l'aggancio al 6° posto, che sarebbe arrivato in caso di vittoria. Il Palermo adesso tornerà in campo sabato per affrontare fuori casa la Juve Stabia nel primo turno playoff. Dovrà vincere entro i tempi supplementari, qualora ci fossero, perché in caso di parità a staccare il biglietto per le semifinali sarà la squadra campana, obbligati a vincere quindi. Al Barbera il Palermo contro la Carrarese doveva e poteva fare di più. In un clima ancora di contestazione i rosanero non hanno sprintato, anzi per larghi tratti di gara hanno giocato con il freno a mano tirato. A sbloccare il match questo gran bel gol di Spendi. Il pubblico fischia, la curva nord contesta, Brunori sbaglia sotto porta, poi Giampalo non è quello di alcune giornate fa. Nella ripresa la squadra di Dionisi prova a cambiare marcia, la Carrarese resta in 10 per il doppio giallo rimediato da Guarino. Entrano forze fresche, tra cui l'Eduaron. Di Mariano va ad un passo dal pareggio, gran bordata ma salvataggio del portiere avversario. Il pareggio però lo firma il francese, l'Eduaron, nel finale 1-1. I rosa vanno all'assalto, poi Giampalo sfiora il 2-1 ma poi nel tap-in non riesce a correggere in rete. Finisce in parità, fischi e silenzio stampa per il club rosanero. Sabato alle 19:30 sfida a Castellammare, servirà un altro Palermo per accedere alla semifinale playoff. Il Catania ha presentato l'offerta irrevocabile d'acquisto per Torre del Grifo. Intanto la squadra oggi si gioca tutto nel ritorno col Pescara, la gara dell'Adriatico in diretta e in chiaro su Telecolor a partire dalle 19. Marco Carli. Torre del Grifo, il Catania ha fatto la sua mossa. Se ne parlava da tempo, ma è arrivato l'atto ufficiale. L'offerta irrevocabile d'acquisto per il centro d'allenamento alle pendici dell'Etna, fatta pervenire alla curatela che la sottoporrà al giudice, che valuterà nel giro di una settimana, 10 giorni, se ritenerla congrua. A quel punto si aprirebbe un'asta. Se qualcuno fosse interessato e presentasse un'offerta superiore, il Catania dovrebbe adeguare al rialzo la propria. Se nel termine di 30 giorni nessun altro soggetto dovesse testimoniare il suo interesse, Torre del Grifo sarebbe di pelligra. L'offerta fatta pervenire alla curatela di circa 4 milioni ed è un budget destinato dalla proprietà per questa operazione che esula da quello previsto per la stagione agonistica. L'offerta per il logo storico del Catania seguirà un iter separato e sarà presentata a breve. Per quanto riguarda Torre del Grifo, se il Catania dovesse aggiudicarselo, l'obiettivo iniziale è quello di ripristinare i 2 campi in erba e una parte degli spogliatoi per cominciare gli allenamenti. Poi c'è il polifunzionale. Per renderlo operativo ovviamente occorreranno maggiori spese immediate, ma ci sarebbe poi una rendita. I tempi per rivedere il Catania allenarsi a Torre del Grifo, difficile stabilirli con certezza, ma l'ipotesi migliore è non prima dei mesi di ottobre o novembre. Intanto la squadra ha fatto il pieno dell'affetto della gente rossazzurra nell'allenamento di rifinitura. A Pescara serve vincere con 2 gol di scarto, ma i rossazzurri ci vogliono provare e ci credono. Per la formazione tutto ruota attorno alla sostituzione di Gherardi. Ieri provato Raimo come braccetto con Guglielmotti sull'esterno. Per il ruolo di difensore restano ancora in piedi le alternative del Fabbro, Quaini e Allegretto. A centrocampo De Rose o lo stesso Quaini con Di Tacchi. È tutto, la prossima edizione alle 14, ora vi lascio alla rassegna stampa, oggi curata da Lorena Dolci. Grazie per l'ascolto e buona giornata.